Architetto Ugo Soragni, la pianificazione paesaggistica è un capitolo significativo tra Stato e Regioni per la tutela e la valorizzazione del territorio. Il piano è anche un'opportunità? Sicuramente. Lei giustamente ha sottolineato il fatto che la pianificazione paesaggistica è stata voluta dal legislatore come risultato di uno sforzo congiunto tra Stato e Regione. Non a caso la sua elaborazione passa attraverso un comitato tecnico nel quale siedono rappresentanti di entrambi i soggetti. Il piano paesaggistico ha più finalità che credo possano essere definite tutte di pubblico interesse. La prima finalità è quella di assicurare una effettiva protezione al paesaggio veneto, rimuovendo i margini di incertezza e di ambiguità che hanno fino adesso caratterizzato la tutela del paesaggio, soprattutto nei confronti degli interventi giudicabili ammissibili o non ammissibili. Il piano paesaggistico rimuoverà in radice questa ambiguità, indicando con precisione per ciascun ambito paesaggisticamente significativo quali saranno gli interventi ammissibili e quali no. Il Ministero sta scrivendo le linee guida per i piani paesaggistici. Nel suo intervento di questa mattina lei ha fatto un riferimento al Veneto come modello da giudicare. Conferma questa attenzione verso il Veneto? Pienamente. Il Veneto non è stata la prima regione che ha sottoscritto l'intesa con il Ministero, ma è quella che più di qualsiasi altra, e peraltro non sono moltissime, ha caratterizzato il proprio impegno in questa direzione in un senso fortemente operativo e propositivo. Il lavoro fatto nell'ultimo anno e mezzo sul terreno del piano paesaggistico ha consentito di mettere a fuoco una notevole quantità di problemi e temi legati all'applicazione delle previsioni del codice su questo punto che assumono rilevanza nazionale ed è quindi del tutto normale che il Ministero che sta lavorando, come lei ha ricordato, alla definizione di queste linee guida, intenda avvalersi in via del tutto prioritaria dell'esperienza fatta in questa regione.